Voglio cercare di non so, cioè dovrò cercare di dare tutte le mie Come sapete, amici bellini, e benvenuti su questo nuovo video, poi lo capirete poi perché comincio in quel modo. Mettiamoci gli occhiali, perché così io vorrei togliervi dei dubbi e veramente me li metto un po' perché insomma sono affaticato. Troppo screen time non fa bene. Devo andare a suonare stasera, finalmente torno a suonare, quindi riprendo un pochino voglio togliervi un po' di dubbi. Qualcuno resta purtroppo, però ovviamente mi stanno mandando in privato alcuni screenshot che addirittura prevedrebbero un altro giocatore e non il numero 16 per quanto riguarda il fuorigioco di Mazzocchi, che questo scavalcherebbe addirittura il discorso braccio, bicipite, spalla, lo scavalcherebbe addirittura, un nuovo caso Candreva. E vorrei parlarne, se avessimo i mezzi facciamo il possibile, però noi ci mettiamo dentro anche l'analisi della partita perché non possiamo, abbiamo una reputazione, io sento di avere una reputazione di quelli che vanno oltre anche quello che è l'episodio arbitrale. Mi sento un po' strano a fare il video così. Adesso però vediamo le immagini perché devo veramente zoomare sul telefonino, non ho l'iPad, non funziona. Quindi voi lasciate un like per il tentativo disperato di cercare un'oggettività nel lamentarci. Noi facciamo bene ma ci dobbiamo lamentare delle cose giuste, e poi insomma non ci dobbiamo dimenticare che il Parma stava giocando con le secondi, con il terzo portiere, lasciando Bernabé, Pellegrini in panchina. I Pellegrini, cioè, noi dobbiamo andare ai Pellegrini perché Lorenzo Pellegrini, ma andiamo a vedere, facciamo lo scavetto. E io non lo so se è corretto partire da questa immagine qua, che è il primo screenshot che ho fatto nel rivedere gli highlights. Poi ho rivisto parte della partita, tutta la partita, abbiate pazienza, non ce la faccio, non ce l'ho fatta, sono umano anche io. 0-0 col Parma in casa che quasi ti dà il bollo finale sulla stagione, non ce la faccio. Però abbiamo le pagelle degli amici bellini che ci aiuteranno a rivivere la partita. Questa cosa qua, devi essere Van Basten, devi essere Djorkaeff, fece un gol in rovesciata ma stava in quest'altra zona dove sta scritto XBet. Qua devi essere Van Basten, devi essere, quindi l'idea è l'idea che non mi piace. Ma vi faccio vedere questa cosa perché il difensore era in caduta, era già caduto, stava rialzandosi, quindi in questo caso quando uno dice magari la potevi mettere a terra, in questa inquadratura c'è Spinazzola là, perché l'idea che lui potesse poi rimetterla al centro velocemente, sappiamo anche le qualità tecniche di Lucca, sarebbe stato difficile, ma un passaggio anche di prima senza metterla a terra perché poi la devi controllare a uno Spinazzola che arriva, poteva essere una scelta migliore. Ci aggiungo purtroppo le reazioni di Vergara che si dispera, magari Vergara si dispera in generale per l'azione, insomma non così, rassegnati un pochino Højlund e McTominay, mentre abbastanza veementi sono le reazioni di Elmas e soprattutto di Lobo, che proprio si dispera e dice ma come ti viene in mente? La loro reazione io la traduco come ti viene in mente di fare una cosa del genere allo scadere. Poi questa è l'immagine migliore che vi posso dare per quanto riguarda il fuorigioco. Cercare di non so, cioè dovrò cercare di dare tutte le mie... Perché questa immagine è l'immagine dalla quale si sviluppa poi il rendering digitale, dove aggiungono tutti i tifosi, gente raddoppiata, i cloni. Chi ha fatto questa tecnologia? Chi l'ha validata? Queste sono domande bellissime che fa l'amico Bellino Daniele. Ci sono tantissime domande che si potrebbero fare sulla tecnologia stessa. Qual è il software? È a disposizione di tutti? Quante telecamere utilizzate? Qual è il grado di approssimazione? Dove si sceglie il frame
frame, chi lo sceglie è semiautomatico, perché adesso andiamo proprio nel profondo, nel preciso rispetto a quello che abbiamo la possibilità, perché non sappiamo tutto. Stai piangendo o non stai piangendo? No, voglio approfondire, perché la prossima volta capiterà a te e noi già sappiamo se possiamo lamentarci o no. Calma, perché il fatto di Candreva resta storico come danno alla Juventus, quindi lo dobbiamo accettare che può capitare a tutti, e magari è una questione che lo scheletro di Mazzocchi siamo stati sfortunati perché il software lo riconosce così. Sono 29 punti che disegnano uno scheletro per ricostruire il disegnino. Ci dobbiamo rendere conto di queste cose qua, perché non si valuta sulla foto, perché la foto, uno screenshot, il momento in cui fermi è comunque distorto dalle telecamere, e visto che stiamo parlando di millimetri sopra o sotto, questi dettagli contano. Questo è il momento in cui il replay ci ferma l'immagine, quindi posso dare per scontato che questo sia il punto che hanno deciso, perché poi il frame, lo sapete, si può gestire. Hanno deciso che in quel momento il pallone si stacca dal piede di Lobotka, e in questo caso io non ve lo so dire, non ve lo posso dire. Se il 27, ci possiamo fare un'idea, possiamo avere un'idea, se il 27 è davanti al tacco del 16 e davanti alla spalla di Mazzocchi, non ve lo posso dire. Quello che è sicuro è che non mi potete mandare questo tipo di screenshot qua, perché questa è una linea tirata a cazzo, e lo dico non all'amico Bellino che me l'ha mandato, però se sta girando questo qua non facciamo brutte figure, perché non mi sembra il caso. Questa è una linea tirata a cazzo, e ho trovato questa qua che è una ricostruzione più plausibile, ma che comunque presenta delle problematiche. Su X un utente ha ricreato questa, che è molto più logica, perché deve esserci un punto comune dove tutte le linee si incontrano, partendo dalle linee che sono le linee del campo e le linee dove cambia la rasatura dell'erba, che sono dei punti di riferimento. In questo caso, se questa fosse una ricostruzione giusta, lo vedete il 27, quindi col piede, se questa fosse giusta, vuol dire che si sono dimenticati di selezionare il 27, e sarebbe un nuovo caso Candreva, perché se questa fosse la ricostruzione giusta, il 27 è quello più dietro di tutti, ancora più dietro del tacchetto del 16. Però queste sono linee tracciate da un software di un utente di X, non possono essere valutabili come quelle là del software di Lissone. Chiariamoci su questo. Poi io ho ascoltato attentamente un video YouTube di un altro utente di X che fa gli errori arbitrali e dovrebbe essere imparziale, speriamo che lo sia, dove lui, mostrando questa immagine, dice quella parte del disegnino digitale è la parte in verde. Io nemmeno sono d'accordo qua. Io qua non mi hai risolto un problema con questo rendering digitale, perché per me nel momento in cui c'è quel cerchietto rosso, per me comincia il braccio. Qua non me l'hai risolto come situazione. Ma per me è importante questo, perché nel momento in cui si parla del fuorigioco semiautomatico e si dice che le linee vengono tracciate in maniera automatica dal sistema, io devo portarvi all'attenzione un open VAR, che è quello di Torino-Cagliari, dove ci fu il fallo di Paleari che non venne considerato. Salavar, si sente la voce di un assistente che dice ti seleziono l'attaccante, perché questa linea, si parlava del fuorigioco prima ancora del colpo di karate, questa linea è l'ultimo difendente, chiaro? L'assistente dice l'attaccante era il 9, giusto? E fanno scattare una linea che non è la linea automatica del VAR semiautomatico sul 9, che lo vedete nell'angolino a destra. Di conseguenza questa poi, attenzione agli assistenti, cioè avete mai giocato a calcio? Cioè ti sembra possibile che devi tracciare questa linea per aiutare? Questo vale come il fuorigioco sul fallo laterale. Tu assistente che stai aiutando il VAR e la VAR, stai tracciando questa linea qua per stabilire se è fuorigioco o no. Capiamoci, è importantissimo questo, perché chi sono gli operatori? Avete mai giocato a calcio? Avete mai letto un regolamento? O siete semplicemente gente che clicca i bottoncini? Perché se cliccate i bottoncini potete fare confusione, e nella concitazione del momento possono scapparvi dei giocatori, come in questo caso gli scappa il colpo di karate. Vedi? L'attaccante è questo, è il 9? E no, l'attaccante è il 3, e questo è il giocatore, l'ultimo giocatore del Cagliari che va selezionato per stabilire se è in fuorigioco o no. L'attaccante no, è questo qua. Ok, scusami. Quindi il semiautomatico traccia delle linee di base, ma poi vengono confermate manualmente, e là ci dobbiamo solamente fidare, perché se una volta che avevamo stabilito almeno il fuorigioco automatico non ci lamentiamo, è fatto in maniera scientifica, purtroppo non lo è.
E allora, la domanda che mi fate in privato, ma è malafede o sono scarsi? Non vi posso rispondere, perché Calciopoli è esistita. E lì c'era la malafede, mi dispiace dirlo, ma c'era. Poi si può lamentare, ma pure l'Inter, va benissimo, vabbè. Ma c'era. Quindi io che vi venga a dire no, ve lo escludo assolutamente, non ci può essere malafede, altrimenti non guarderei più questo sport. Lo guardiamo, abbiamo continuato a guardarlo dopo Calciopoli, perché dovremmo fermarci adesso? Ci piace soffrire, ci piace vedere una rovesciata di McTominay, anche se poi non porta alla vittoria dello scudetto. Abbiate pazienza, continueremo a guardare. E questa qua è la cosa più grave della serata, perché se noi diamo per scontato che quella era spalla e se è sfortunato, che il 27 stava più avanti e quindi non c'è un caso che Andrea, siamo stati sfortunatissimi perché bastava un microsecondo in più di attesa di Mazzocchi o un microsecondo in meno per il lancio di Lobot, che avremmo sbloccato la partita e poteva essere un'altra partita. D'altronde c'era un altro dubbio che mi sono tolto da solo: ma può intervenire il VAR dopo che la tocca Circati, va sul palo, ritira McTominay, parata del portiere, poi ritira McTominay, non è che è ricominciata un'altra azione, il VAR non può intervenire più, me la risolvo da sola perché fa parte ancora della fase di attacco del Napoli, non ricomincia una nuova azione perché quelle non sono giocate deliberate, ma sono interventi a sventare un'azione, quindi il VAR può in teoria intervenire per controllare se c'era il fuorigioco. Quindi alcuni dubbi me li tolgo da soli, come vi posso togliere il dubbio sul rigore possibile su McTominay alla fine. Risolviamo, non è un pianto totale, ci dovete dare questo, ci dovete dare quello che c'è. Questo c'è, perché se Di Lorenzo è in stacco, è in volo e lo tirano giù per la maglietta, e si vede benissimo anche se l'immagine è sgranata, Di Lorenzo la palla di testa non la può prendere perché lui sta saltando, ti tirano giù, al pallone non ci arrivi. Questo qua, signori miei, non è un rigorino, è rigore netto, perché tu non vai verso il pallone, ti occupi solo di Lorenzo e lo butti giù per fare in modo che non venga in contatto con il pallone. Questo qua non è un episodio grigio, questo qua è uno dei più netti e dei più gravi, che viene mostrato, perché dobbiamo essere precisi, viene mostrato anche 2 o 3 volte con 2 o 3 replay dopo qualche minuto, ma passa in cavalleria perché nelle highlights non finisce. Questo qua è più grave del fuorigioco. Mi dispiace dirlo. Nel fuorigioco possiamo essere sfortunati, possiamo vedere che quella è la spalla, per gli interisti quella è la spalla, per i napoletani quello è il braccio. Millimetri. Questo qua no. Mi dispiace tantissimo di togliervi questo qua, ve lo tolgo il dubbio, è rigore netto. Non c'è alcun dubbio. È mestiere dell'attacco. No, non è mestiere del difensore. Questo qua è proprio rigore. Sei in volo e ti tiro giù. Questo qua, il primo body check dove poi McTominay si accascia perché il numero 8 il pallone non c'è qua, si disinteressa e gli va in body check. Grigio, può essere chiamato, può anche essere un contatto di gioco e cercano la posizione, si scontrano. Grigio. No, mi lamento da tifoso, ma da neutrale per me è grigio, deve esserci di più, perché è come la sbracciata tra questi e questi. Si va avanti. Sull'ultima occasione, quando McTominay prova la rovesciata, ma vi tolgo un altro dubbio. Qua chiamano il fallo a Lucca, perché Lucca gli leva la maglietta a questo. Gli chiamano il fallo? Benissimo. Così come Lucca gliela leva verso l'alto, il difensore su Di Lorenzo gliela leva verso il basso. Se è fallo quello di Lucca, è fallo quello del difensore. Non mi interessa che uno dà il rigore e l'altro ferma un'azione d'attacco. Anzi, se volete lo spettacolo, voi dovete favorirlo l'attacco, e non quando il difensore difende, è mestiere, e quando l'attaccante mette le mani così e il difensore rotola, fallo in attacco ed è finita l'azione. State sbagliando se volete migliorare il calcio. Qua fa fallo Lucca. D'Italia. Sembra quasi che sai. Poco. Allora. Corretto. Dopodiché prova la rovesciata McTominay e sappiamo che lo difendono così anche quando McTominay riesce a segnare, leggasi il gol col Cagliari. Anche in quel caso gli tirano la maglietta e McTominay riesce comunque a rimpattare. In questo caso non riesce a rimpattare, ma vi faccio vedere che lo stesso McTominay che tira anche la maglietta, quindi 1 contro 1, entrambi si tirano la maglietta, si dovrebbe lasciar correre. Qua non impatta, ma se avesse impattato e segnato il gol del secolo, l'arbitro aveva fischiato il fallo a Lucca. Poi è chiaro, questa cosa qua pure mi resta male, mi fa male, perché qua l'Oilund che conosciamo noi tira in porta.
e invece ha fatto una cosa alla Michu, ha controllato non se l'è sentita col destro, non si è sentito di tirare e ha controllato, se l'è spostata su sinistra, eccetera eccetera. Questo è il sunto della mancanza di brillantezza che magari tu metti da parte quando affronti l'Inter a casa loro e dai tutto il possibile, e quando poi c'è un'altra a breve giro non ce l'hai fatta. Piccioni, questa è la ricostruzione poi digitale dell'azione, come così è andata a finire alla fine. Questo non ci esclude di poter parlare della partita e delle prestazioni individuali. Savic praticamente inoperoso, 6 meno per Di Lorenzo, che onestamente poteva essere, riviste le cose, poteva essere MVP con il rigore che si era procurato con i suoi inserimenti. 6 più che per Rachmani, che ci prova anche alla fine con un inserimento centrale, forse il migliore dei nostri. 6 a Buongiorno. Il premio Oriali gli amici Bellini lo danno a Mazzocchi e ci sta. Purtroppo è questione di millimetri, sarebbe stato più che protagonista di questa partita, e onestamente chiamato in causa è anche piaciuto per la sua spinta sulla destra, si sono sovrapposti bene con Politano e Di Lorenzo. Lobotka 6, in effetti sì, anche come la partita con Verona anche lui secondo me avrebbe bisogno di rifiatare, ecco perché ho richiamato alla possibilità di rivedere Vergara in campo. Vergara l'avremmo potuto vedere in campo anche al posto di Politano, onestamente. Quando ieri in live Guido dice questa stagione va valorizzata, io estendo il concetto al di là dell'obiettivo scudetto, dell'obiettivo Champions. Dovremmo anche capire se gli acquisti che abbiamo fatto sono validi o no. Quindi, caro Antonio, che tu rimanga o no l'anno prossimo come dovresti da contratto, dovremmo vederli Gutierrez, dovremmo vederli Ibeuke, ma dovremmo vederli con più continuità tutti gli acquisti per poter stabilire se abbiamo floppato tutti, se sono giocatori mediocri o se ci si può puntare. McTominay in qualche modo ci prova sempre e resta sempre oltre la sufficienza. Non mi è piaciuto Olivera e non ne voglio nemmeno parlare, perché non voglio accanirmi come non vorrei accanirmi su Lucca, ma si sono rivoltati sui social sull'ultima frase, sull'ultimo post disponibile di Lucca. Anche quello non è il massimo, però dobbiamo essere onesti con noi stessi e purtroppo un'idea di Lucca ce la siamo fatte prima all'Udinese con quel rigore e poi alla prima conferenza, dove mi è sembrato aver accusato parecchio l'impatto con una piazza così importante come quella di Napoli. E magari con un po' di fiducia in più, senza l'acquisto di Højlund avremmo potuto vedere un atteggiamento diverso, ma il tuo lavoro è quello, convincere il tuo allenatore che meriti di giocare tu, così come in qualche modo credo che Lang abbia fatto e meritava anche forse di rimanere in campo. 5,5 per Politano. Questione qua di precisione sui cross, non abbiamo avuto proprio il piedino caldissimo né lui né altri. 6 meno per Højlund, il meno è proprio corretto perché comunque si batte ma non vince i duelli come ha fatto con Akanji. 5,5 Elmas onestamente non lo capisco, non mi è sembrato non arrivare alla sufficienza, si è messo là dopo aver fatto il vice Lang, si è messo a centrocampo con McTominay che è salito, però qua sarò io che sono innamorato di Elmas. 6 meno Spinazzola, qua per esempio farei anche 6 più per Spinazzola perché lui sì che punta l'uomo, lui sì che prova a crossare. 5,5 per Neres, anche qua arriverei al 6 perché non mi sembra colpa sua, è stato messo dentro da infortunato, ha risentito dolore, ha sbagliato cose elementari e ha fatto anche uno spunto che poteva portare a un buon cross. Purtroppo speriamo di recuperarlo per il Sassuolo. Vergara 6,5, qua è un voto, credo sia un voto di speranza, poi alla fine lui qualche pallone in mezzo lo butta e mi dà l'impressione di non essere secondo a nessuno per proprietà tecniche, quindi veramente chiedo a Conte di utilizzarlo di più. Fidiamoci di sto ragazzo. Premio Micio. Non devo, mi sa, aggiungere niente. E 5 più a Conte, credo per tutta una serie di cose. Perché fai entrare Lucca così alla fine? O lo fai entrare prima o non lo fai entrare proprio? Perché a quel punto non metti Ambrosino? Perché Vergara non te lo giochi in un certo modo? Credo che queste siano le perplessità generali di un po' tutti noi. Nonostante dobbiamo tenere presente le attenuanti, questo significa non avere giocatori in panchina per far rifiatare qualcuno degli 11 titolari. Qualcuno lo fai rifiatare, per esempio Spinazzola,
Juan Jesus l'hai dovuto far rifiatare per forza perché era squalificato, però appena adesso tornano i vari Anguissa, i vari Gilmour, bisognerà ruotarli un pochino di più perché altrimenti non riusciamo a tenere il passo, ed è fisiologico che ve lo dico a fare. Qua estendiamo sempre il discorso del VAR al voto all'arbitraggio perché il VAR decide i campionati, e spero di avervi tolto qualche dubbio e non avervene messo altri, ma se ve li ho messi vuol dire che non si possono dipanare, e sono queste le domande che dovreste fare in sede. Poi vabbè, a conferenza non ne facciamo più, quindi non possiamo fare domande a conto, ma che voi fate l'open bar dove ve la cantate e ve la suonate da soli con la Zill che chiede Gianluca allora come andiamo qua, credo che già il Rocky gli ha detto quello che deve dire per inserire l'argomento, e quindi è un'autoassoluzione che non serve a niente. Quindi bah, in conclusione non vi so dire se c'è stato un nuovo caso Candreva, perché non abbiamo dei mezzi noi utenti tecnologici per poter stabilire se il 27 era dietro e se lo sono dimenticato. Un nuovo open VAR potrebbe chiarirci la situazione, ma come sappiamo possono decidere cosa farci vedere, cosa farci sentire. La cosa di Højlund, per esempio, il petto di Højlund lo hanno liquidato senza farci sentire l'audio dell'open VAR e quindi non decidono comunque loro. Quindi il nuovo caso Candreva io lo posso ipotizzare, ma non ne sono sicuro, e non griderò allo scandalo per delle linee messe manualmente da un utente oppure da me stesso. Non si può fare. Ma sulla maglia che si allunga con Di Lorenzo in volo non ho problemi a dire che quello è un rigore scandaloso, non dato, proprio netto. Non devi far male all'avversario, ma se non mi permetti di arrivare al pallone, quello è proprio il rigore. Il rigore. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo non cambia la premessa iniziale. Dovevamo batterlo il Parma, anche perché al 10° minuto hai tutto il tempo per impostare delle situazioni. La premessa diventa anche il finale, la chiosa, e vediamo di riprenderci perché il campionato è ancora lungo.